Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come vedete qua dalle prime immagini vedete un paio di scarpe, ma vi racconto per quale motivo ho messo queste scarpe in questo racconto e vi racconto anche il negozio da dove arrivano. Ma prima di fare questo il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale del Degare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove ormai lo sapete alle 20:30 il Degane Marietto Veneziano qua arrivati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati. Se volete lasciare un commento sotto la descrizione dove trovate i link per poterci accedere ai nostri gruppi, il vostro Marietto è contento. In più, se lasciate anche un super like, il vostro Marietto è super contento. Bene, incominciamo a partire da lontano questa storia. Tanti anni fa, quando appunto il vostro Marietto ha cominciato a entrare in questa covenant, questo gruppo misterico, aveva più o meno 5 anni. Io ero il più piccolo, però c'era gente di 30-40 anni che a un certo punto il leader era il capitano degli Alpini di Torino e si è arrivato al dunque la gente si chiedeva: ma come potremo fare tutte le cose che il capitano degli Alpini di Torino dice? A che il mio vero babbo disse: non preoccupiamoci, i soldi non c'è nessun problema perché c'è il capitano degli Alpini di Torino che ci li dà lui. Infatti in quel momento lì materializzò un bancale pieno di soldi, no? E quindi tutti gli altri erano ben contenti che c'era come si suol dire, una forza finanziaria enorme alle spalle. Il problema fu che quando veramente questi dovettero prendere dei soldi, il capitano degli Alpini di Torino disse: no, voi ve li dovete guadagnare come tutti per il semplice fatto che sennò non fa karma. E quindi praticamente le persone si resero conto che era solo stato un effetto scenico, ma il capitano degli Alpini di Torino, per il nostro bene, ci diceva che dovevamo guadagnarceli come tutti. Ma perché queste scarpe? Passando del tempo, con le varie istruzioni che il vostro Marietto Veneziano prendeva il suo babbo ogni periodo che andavo a trovarlo a casa sua, perché io e il mio babbo non abitavamo nella stessa casa per sicurezza, abitavo più o meno a 30 km a casa sua. Un giorno passò davanti a un negozio di scarpe, e ci fermammo davanti a questo palazzo e guardò un paio di scarpe che erano facsimili delle Clark, scamosciate fuori con la para sotto. Le guardò, si voltò, si abbassò, guardò il vostro Marietto e gli disse: appena mi promuovono il generale avrò i soldi per potermi comprare queste scarpe. Anche il vostro Marietto restò un po' stupito, era piccolino, avrà avuto 7-8 anni, guardava il suo babbo che decantava questo modello di scarpe per i vari motivi, che il piede stava comodo e respirava bene. Insomma, per un'oretta più o meno il papà del Marietto continuò a spiegare il valore di quelle scarpe lì. Infatti dopo qualche mese che ci rincontrammo, il vostro Marietto vide che il suo papà aveva comprato quelle scarpe lì. Premessa, il papà del Marietto si racconta che era così ricco che si poteva comprare il palazzo, non solo le scarpe, ma ha sempre vissuto con un profilo basso, ha sempre avuto un profilo da indigenza, lui viveva proprio al limite della indigenza, però sempre in modo signorile, non voleva, aveva tantissimi soldi, ma viveva sempre in un modo molto, come si suol dire, spartano. Lui ha sempre fatto lavori semplici. Bene, andiamo avanti col tempo. Quindi le scarpe, il vostro Marietto aveva capito che bisognava usare delle scarpe comode nella vita, e quando vedo alcune volte sul tubo alcuni maghi che per moda usano queste scarpe a punta perché hanno visto magari qualche film da Walt Disney e vogliono perpetuare questo stereotipo di modello di magia, il vostro Marietto si ricorda sempre suo babbo che 5-6 anni, forse 7, gli spiegava che quel modello di scarpe larghe, che il piede respirava e poteva camminare bene, insomma faceva bene il corpo. E quindi queste buffonate da circo equestre con le scarpe a punta, il vostro Marietto ci sta lontano. Poi cosa successe nel tempo? Nel tempo successe che un giorno il vostro Marietto iniziò un'altra istruzione. Il suo babbo gli disse: tu ricordati nella vita che devi sempre stare lontano a chi ha dei braccialetti d'oro, perché questo è il segnale.
e poi anche quando hanno la luce valgo. Anche il vostro marietto era piccolino, non capiva cos'era la luce valgo. E a un certo punto il suo papà, il mio babbo, me lo insegnò, mi spiegò cos'era. Passano gli anni, verso 14 anni il vostro marietto andò a abitare vicino, nello stesso palazzo della W. Per chi non sa chi è la W, può andare tranquillamente a cercare nelle pillole del vostro marietto, in cui spiego chi era questa W, questa signora W. E il vostro marietto gli era molto simpatica la W, perché sembrava la classica tipa un pochettino naif, no? Era alta sul 1,70 m, bionda, con gli occhi azzurri, braccia, orologio d'oro, e aveva degli alluci vaghi tremendi, al che ogni volta che gli passava vicino d'estate, quando le vedeva in sandaletti, il vostro marietto si ricordava sempre cosa gli aveva detto suo babbo: stai lontano da chi ha i bracciali d'oro e chi ha la luce vago, perché per te saranno pericolosissimi. E io, quando mi passavo vicino a questa W, io ero un pochettino su chi va là, perché dicevo, ma è strano che dice che tutte queste persone che hanno queste caratteristiche per me saranno pericolose, ma a me la W sembra simpaticissima. Ma un bel giorno la W, senza che nessuno gli disse qualcosa, si voltò verso di me e mi disse: hai visto, con tutto l'odio che ve nel corpo, hai visto, io ho la luce valgo e porto gli orologi d'oro. Anche il vostro marietto capì che anche la W sapeva di questa storia qua, ed era un segnale. Passano il tempo e verso i 23 anni arriva il capitano degli Alpini Torino a parlare col vostro marietto e gli spiegò che al vostro marietto le avrebbero salvati anche, oltre a varie cose, anche 2 supermercati. Uno era l'Aldi e l'altro era il Lidl. Per questo che entrano in scena queste scarpe qua. Anche il vostro marietto pensò: diventerò ricco, perché se il capitano degli Alpini mi disse con te giocheranno a 2 supermercati dalla tua parte, io pensavo che sarei diventato padrone di 2 supermercati. E invece la cosa non era così. Non è che sarei diventato padrone di 2 supermercati, ma che questi 2 supermercati, queste 2 catene che in quel momento lì, a 23 anni, cioè più di 30 anni fa, non esistevano, almeno nelle mie zone, non si sapeva neanche cosa fossero, no? Sono entrati con prepotenza nella regione dove abito io e hanno incominciato a cambiare il modo di pensare di molte persone. Se prima molte persone andavano a far comunella nella latteria dei supermercati, arrivando a questi nuovi 2 supermercati hanno sgretolato il loro modo di raggrupparsi e quindi l'hanno segmentato. E da quel momento lì anche il vostro marietto, con molti nemici che aveva, si sono adagio sgretolati. Quindi mi viene in mente spesso e volentieri questo messaggio che mi ha detto il capitano degli Alpini di Torino, quando che nel futuro mi avrebbero aiutato questi 2 supermercati, l'Aldi e Lidl. Infatti sono dei supermercati miei di riferimento, perché il 90% delle cose che compro in supermercati vado lì. E quando entro vedo che ci sono dei prodotti proprio mirati al benessere delle persone. E mi viene in mente sempre quando il papà del marietto gli spiegava quanto fosse importante avere largo il piede per poter camminare bene, perché anche a livello esoterico un piede ben messo, no, permette di avere una schiena, una colonna vertebrale ben messa e quindi di conseguenza tutti i corpi sottili lavorano meglio. Quindi il vostro marietto, parlando anche con Hilde, perché insomma a un certo punto diciamo: ma noi passiamo dall'esoterico a promuovere delle scarpe. Questo non è un concetto di promuovere delle scarpe, ma promuovere dei supermercati che hanno a bon marché, a prezzi abbordabili, l'intuizione di aiutare quelle persone che in un certo senso non possono permettersi scarpe importanti e possono però avere delle scarpe interessanti per la propria colonna vertebrale e per il proprio benessere fisico. Quindi il vostro marietto ha visto, perché è sempre stato nel sogno, come del papà del marietto era un sogno Leclerc, per il vostro marietto è sempre stato un sogno questo modello di scarpa in cui il sopra è una maglia, praticamente una maglia molto morbida, che quando si portano queste scarpe è come portare delle calze. Certo non sono scarpe da andare a fare scampagnate ai boschi, ma sono scarpe da passeggio o da guida.
però hanno il vantaggio sicuramente che se non avete l'alluce valgo, queste scarpe qui non inducono questa deformazione del piede e quindi di conseguenza vi aiutano ad avere una colonna vertebrale più corretta. Bene, dico questo più che altro perché in questi supermercati Lidl e Aldi che il nostro capitano degli alpini mi parlava ancora prima che fossero sul mercato, hanno dei prodotti che sono validi, che si trovano anche negli altri supermercati, ma chiaramente prezzi superiori, nettamente superiori, almeno nella mia regione. E nella mia regione effettivamente questi due supermercati hanno segmentato questi raggruppamento in questi altri supermercati che non sono loro chiaramente, ma in cui c'era molta materia vibrazionale bassa. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano coglie l'occasione per ringraziarmi di aver seguito fino a qui, e questi scarpetti qui costano poco più di 15 franchi, quindi più o meno 13 euro, e sicuramente se le proverete ne sarete soddisfatti. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!